Una presa di posizione netta da parte di tutto il resto d'Europa contro le politiche polacche che ledono i diritti delle donne, anche da parte dell'Italia, anche da parte della Sardegna. A richiederlo la costola sarda di Strajk Kobiet, letteralmente sciopero delle donne, movimento fondato in Polonia nel 2016 da Marta Lempart e rappresentato in Sardegna da Carla Porcheddu, che chiede alle donne e agli uomini della politica isolana di assumere una posizione netta rispetto a quanto stia accadendo in Polonia. Dallo scorso 27 gennaio, infatti, il governo polacco ha annunciato l'immediata entrata in vigore, con valore di legge, della sentenza della Corte Costituzionale che vieta l'aborto, salvo in caso di incesto, stupro o pericolo di vita per la madre. Porcheddu fa proprio il messaggio lanciato ai paesi dell'Unione Europea da Marta Lempart, rilanciandolo alle istituzioni dell'isola. Noi ci rivolgiamo a tutti i politici sardi, uomini e donne, chiedendo che appoggino la nostra causa con gesti concreti, oltre che con dichiarazioni pubbliche. In Polonia la situazione sta gradualmente degenerando. Il ministro per le politiche sociali, il lavoro e la famiglia ha infatti redatto un disegno di legge secondo cui la violenza domestica, per essere riconosciuta come tale, debba essere reiterata. In pratica, un solo episodio non basta per tutelare la vittima. Lo stesso disegno di legge abolisce inoltre l'obbligo per le istituzioni di segnalare i casi di violenza domestica e non prevede più che lo Stato fornisca assistenza alle vittime. Il movimento Strajk Kobiet ricorda come la battaglia condotta in questo momento per difendere le donne polacche non sia che una declinazione delle continue minacce ai diritti civili presenti in tanti paesi. Intervenire in favore della Polonia significa prevenire rigurgiti oscurantisti anche nel nostro paese, conclude Porcheddu.